Sfregiata ancora una volta Punta Bianca, ci sono forti elementi che potrebbero far risalire al responsabile l'appello di Mariamico per istituire riserva e videosorveglianza. Sbarchi senza sosta anche in mezzo ai turisti, non solo i tantissimi salvataggi delle ONG Lampedusa e Satura. La Lega procede a denunciare il ministro Lamorgese e invita i cittadini a farlo. Ad Agrigento, oggi e domani, ultimi 2 giorni di Open Day per vaccinarsi e ricevere il Green Pass. Si è dimesso il consigliere comunale di Licata, accusato di tentato omicidio, chiede scusa e chiede di non venir messo alla gogna mediante il video che ritrae i 4 colpi di pistola da lui esplosi. Terremoto in Casa Acragas, la società perde pezzi, dopo Rosato e Cottone via anche Castronovo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di Punta Bianca perché dei vandali l'hanno imbrattata con vernice rossa. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e acquisito elementi che potrebbero consentire a risalire al responsabile. Già in passato l'area di Punta Bianca era stata sfregiata da un 45enne di Favara. Nuovo appello di Mariamico. Vediamo. Questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata con questa triste notizia. Hanno nuovamente danneggiato la marna di Punta Bianca. Non è la prima volta che accade, ma adesso bisogna dire basta. Il sindaco e la prefettura debbono autorizzare una telecamera. La zona deve essere controllata e la regione siciliana deve finalmente emettere il decreto di istituzione della riserva naturale di Punta Bianca. Adesso è arrivato il momento di dire basta. Ancora 2 giorni, oggi e domani, per vaccinarsi con l'Open Day presso i centri vaccinali della provincia di Agrigento. Scadrà infatti domani, martedì 3 agosto, il lungo Open Day attivo dalla regione siciliana per consentire la vaccinazione senza prenotazione con Pfizer e Moderna a tutti gli over 12 che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. L'occasione è utile ed importante per contrastare con efficacia la pesante minaccia del virus e aprirsi alla prospettiva della ritrovata normalità grazie alla conseguenziale emissione del Green Pass rilasciato secondo le modalità previste. Sbarchi senza sosta sulla spiaggia in mezzo ai turisti, come testimoniato dal leghista Attilio Lucia, una bomba d'orologeria pronta a esplodere, tanto che scattano le denunce nei confronti del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Lello Casesa. Uno sbarco dopo l'altro ha riempito nuovamente Lampedusa, la più grande delle isole Pelagie, caricando l'hotspot di Contrada Imbriacola con oltre 1.100 migranti. Una situazione davvero delicata che rischia ulteriormente di ingigantirsi per le calde temperature ed il mare piatto e caldo delle ultime ore. Sono più di 400 i migranti irregolari accolti dalle ONG durante le ultime 24 ore, le cui operazioni sono andate avanti per tutta la notte fino all'alba di ieri. L'intervento delle ONG che operano nel Mediterraneo ha evitato altre tragedie, trasferendo sulle imbarcazioni della Ocean Viking, Sea-Watch e Nadir i migranti partiti dalle coste libiche. Per tutta la notte fino alle prime ore del mattino, insieme a Sea-Watch, siamo stati impegnati in una difficile operazione di soccorso di 400 persone da una grande barca di legno che imbarcava acqua, racconta SOS Mediterranei. I sopravvissuti stanno ora ricevendo assistenza a bordo delle nostre imbarcazioni.
Sono state almeno 5 le imbarcazioni intercettate, 23 tunisini, tra cui 3 donne, 11, poi 10, 17 ed infine altri 20. Verso le ore 2:50 del mattino la motovedetta della Capitaneria ha salvato un barcone a 9 miglia dalla costa con 44 clandestini di provenienza da Bangladesh, Egitto e Sudan. Una situazione difficilmente gestibile nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove sono presenti oltre 1135 migranti rispetto ai 250 previsti. Già da questa mattina saranno trasferiti dalle forze dell'ordine 97 migranti irregolari sulla nave Quarantena Azzurra, che li trasferirà a Porto Empedocle, ed ulteriori 77 su una nave di linea, sempre con destinazione Porto Empedocle. Dovrebbero seguire, nelle intenzioni del Viminale, altri 260 trasferimenti. Questa è intollerabile, signori, una situazione veramente intollerabile. Guardate la vergogna, guardate. Questa è la vergogna che vediamo tutti i giorni, che noi ancora oggi subiamo tutti i giorni queste vergogne. Ve l'ho detto, in questi giorni ci stiamo organizzando per denunciare la Lamorgese, il ministro degli interni, perché non è veramente competente di gestire questa situazione. Da quando hanno smantellato i decreti di Matteo Salvini, l'invasione è triplicata, signori, quadriplicata. Una cosa veramente vergognosa, perché la Lamorgese, che sta in silenzio tutti i giorni, veramente vergognoso, una situazione veramente proprio da schifo, perché non possiamo subire tutti i giorni queste situazioni. Basta, è uno schifo, signore. Adesso questi stanno imbarcando sulla nave di linea e vengono smistati per tutta l'Italia, ve lo dico, per tutta l'Italia. Quindi non fate sempre i leoni nella tastiera dicendo cosa facciamo noi lampedusani, cosa stiamo facendo noi italiani per fermare questa situazione. Io una soluzione ce l'ho trovata. Io in questi giorni andrò a denunciare la Lamorgese. Se ognuno di voi nelle vostre città, nelle vostre isole fa quello che sto facendo io, può darsi che possiamo fare qualcosa tutti insieme, ragazzi. Denunciamo al ministro degli interni, la Lamorgese, mi raccomando, perché adesso stanno nuovamente arrivando altri clandestini. Mi stanno dicendo, stanno arrivando altri clandestini, signori, una cosa veramente vergognosa. Basta, condividete e facciamo in modo che la gente si unisce a questa, a questa proposta che vi ho detto io. In questi giorni andrò delle forze dell'ordine a denunciare il ministro degli interni. Gli agenti del commissariato Frontiere, insieme ai colleghi delle volanti della questura di Agrigento, hanno arrestato un giovane cittadino originario del Gambia per porto abusivo di armi da taglio e possesso di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono intervenuti in seguito ad una chiamata al numero di emergenza nei pressi di un bar. L'uomo infastidiva e minacciava i clienti. Alla vista degli agenti, l'extracomunitario ha repentinamente estratto dalla tasca un coltello da cucina. Prontamente veniva bloccato dagli agenti, che lo immobilizzavano, lo disarmavano e non con poche difficoltà lo mettevano in sicurezza con le manette al fine di salvaguardare la propria incolumità e quella delle persone presenti. Gli operatori continuavano nella perquisizione personale, che portava al rinvenimento di un altro coltello con la lama intrisa di sostanza di colore marrone scuro, un bilancino di precisione abilmente occultato, 2 blister contenente in ognuno di esse 2 compresse da 2 mg rinvenute all'interno del portadocumenti e 4 involucri in celofan termosaldata, di cui 2 di colore trasparente e 2 di colore blu, contenenti sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 22,6 grammi. L'extracomunitario veniva tratto in arresto per i reati di resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di armi da taglio e possesso di sostanze stupefacenti. Gli operatori procedevano altresì al sequestro di 2 coltelli e della sostanza stupefacente rinvenuta. Su disposizione del PM di turno, l'uomo veniva associato alla casa circondariale di Gela.
Buoni spesa in ristoro alle famiglie più vulnerabili di Agrigento. I dettagli sono stati resi noti nella conferenza stampa convocata stamani dall'assessore Marco Vullo. Arturo Cantella. Assessore Marco Vullo, ci sono buone novità, in arrivo diversi finanziamenti nel settore della solidarietà sociale per quelle famiglie bisognose. Ecco, sinteticamente diamo questa prima informazione. Abbiamo due informazioni importanti da dare. La prima si chiama Fondazione Terzo Pilastro, a cui va il nostro ringraziamento, mio personale ma di tutta l'amministrazione, per l'ulteriore donazione che il professor Emanuele De Emanuele ci ha fatto pervenire di 100.000 euro e quindi ci ha dato l'opportunità di erogare ulteriori 100.000 euro in buoni spesa a tutte quelle famiglie che già nella prima tornata non l'avevano ricevuto. Quindi grazie alla graduatoria che si era formata in quel tempo, nella giornata di mercoledì di questa settimana il Comune di Agrigento erogherà in forma elettronica dei buoni spese che arriveranno nei cellulari delle persone aventi diritto e potranno in questo modo andare negli esercenti commerciali che hanno la convenzione con il Comune e poter fare la spesa. Quindi il nostro ringraziamento va alla Fondazione Terzo Pilastro, che ancora una volta dimostra una grande sensibilità nei confronti delle amministrazioni comunali e della città di Agrigento. Ulteriore novità è invece l'avviso che il Comune di Agrigento sta predisponendo a far fronte dei buoni spesa regionali, che è un ulteriore tranche di finanziamento che dobbiamo erogare, ben 353.000 euro. Giorno 4 agosto e fino al 20 di agosto di questo mese è possibile presentare le istanze per quanto riguarda i buoni spesa regionali. Vi ricordo che l'istanza può essere presentata solo attraverso l'inserimento dei dati anagrafici all'interno della piattaforma telematica Social Bonus. Una volta completata la registrazione occorre stampare il modulo, firmare, allegare il documento di riconoscimento e presentarla presso gli uffici del Comune di Agrigento, dove verrà messo il protocollo. Ma una cosa importante da dire è che i cittadini che non hanno l'opportunità o la possibilità di poter avere un computer, di potersi compilare l'istanza, il Comune di Agrigento metterà a disposizione delle postazioni, degli sportelli dedicati, grazie alla presenza degli assistenti sociali che all'interno dei locali del piano terra di Palazzo di Città aiuteranno le persone nella compilazione e nella presentazione. Oltre a questo abbiamo anche l'aiuto e la sensibilità a cui va il nostro ringraziamento, il mio personale ringraziamento ai volontari di strada che metteranno a disposizione la propria sede nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12, dove anche lì si darà l'opportunità e l'aiuto alle persone che non hanno la competenza per potersi fare l'istanza o magari non hanno lo strumento elettronico, per poter arrivare anche loro a poterla presentare senza nessun fastidio. Questa è una importante iniziativa del Comune di Agrigento, dopo tutta una serie di difficoltà che abbiamo avuto in questi ultimi mesi. Finalmente oggi si sbloccano le somme e daremo senza ombra di dubbio respiro a questo tessuto sociale della comunità agrigentina, che oggi soffre anche la difficoltà della pandemia, anche la difficoltà del lavoro. I numeri della povertà sono in crescita, però speriamo, grazie a questo intervento regionale e grazie all'intervento della Fondazione Terzo Pilastro, di poter dare un po' di respiro, un po' di sollievo alle famiglie che hanno la necessità di poter fare la spesa e quindi di acquistare i beni di prima necessità. Quindi ultima scadenza, ricordiamolo, il tutto entro? Il 20 di agosto alle ore 12 scade la presentazione delle domande per quanto riguarda l'avviso regionale per i buoni spesa regionali. Il consigliere comunale Gaetano Aronica, 48 anni, di Licata, arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo di arma da fuoco, si è dimesso. A comunicarlo con una mail protocollata il suo avvocato Francesco Cottone. Alla luce dei recenti fatti che hanno interessato direttamente il mio assistito, scrive Cottone, per i quali chiedo scusa alla cittadinanza tutta e al proprio elettorato, nonché all'intero Consiglio Comunale, con il presente atto il signor Gaetano Aronica rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Aronica chiede dunque di non essere messo alla gogna mediatica. Le immagini dell'agguato con 4 colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata ai danni di Giuseppe Pino Caico, riprese da una telecamera di videosorveglianza, hanno fatto il giro del web. Dei 4 proiettili sparati con una pistola calibro 22 legalmente detenuta e con matricola a brasa, soltanto uno è andato a segno, colpendo ad un braccio il rivale.
una produzione artistica sviluppata in ben 25 anni, raccolta nella mostra dal titolo Sinaguglia Chi, da adesso è esposta a Siculiana. Vediamo. Inaugurata nei locali della Biblioteca Comunale di Siculiana la mostra personale di Giuseppe Sinaguglia, intitolata Sinaguglia Chi. L'esposizione, curata da Viviana Caparelli, è organizzata dall'Associazione Alte, presieduta da Stefano Siracusa, nell'ambito del cartellone degli eventi dell'estate mediterranea promossa dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Peppe Zambito. Sarà aperta al pubblico fino al prossimo 31 agosto. Si inaugura la mostra di Giuseppe Sinaguglia, intitolata Sinaguglia Chi. Sinaguglia nasce come artista 25 anni fa e nell'ambito del suo girovagare in giro per il mondo nella sua produzione artistica ha collaborato col Mete facendo diverse installazioni artistiche e curando anche l'allestimento. Oggi qui è il trionfo della sua produzione artistica, i 25 anni per l'appunto, e vi invitiamo a partecipare a questa mostra. Non ci può essere ripartenza senza cultura e non ci può essere una ripresa, ripartenza nostra come comunità se non partiamo dai tanti talenti che noi abbiamo. Ogni talento ha una sua espressione, ha una sua anche peculiarità. Io penso che Peppe Sinaguglia, al di là delle motivazioni che lui mette, che sono proprie, ogni opera nasce da una sua sensazione, da una sua emozione, andando dentro ciascuno di noi si prenderà un pezzo di una sensazione non di Peppe, ma che farà propria, perché poi l'ambizione dell'artista è anche quello di dire vabbè, io ho creato questo, e l'opera diventa altro rispetto a chi la guarda. Nell'esposizione troverete praticamente la mia produzione dal 96 fino ad oggi. I miei primi pastelli ad olio, le prime facce, poi l'uso dell'acrilico, un po' di astrattismo, un po' di installazioni e diverse cose, diciamo, che in un certo senso compongono la mia storia, ecco, di 25 anni di disegni e creatività. La sperimentazione non si è conclusa mai, ecco. C'è sempre curiosità a provare nuove cose, insomma, a fare nuovi lavori, nuove tecniche e imparare cose nuove, quindi diciamo che in realtà è tutto una sperimentazione continua, anche in futuro penso che sarà così. Abbiamo racchiuso in questa mostra tutti i suoi 25 anni di produzione artistica. E Giuseppe vive la realtà con ironia, con sarcasmo, ma è molto legato anche al suo paese, tant'è vero che abbiamo delle sue opere che richiamano proprio la sua Siculiana. E poi abbiamo ripercorso tutta la sua vita, ripeto, i suoi 25 anni per quanto riguarda i suoi viaggi, le sue esperienze lavorative, come in Egitto, quindi troviamo anche della ritrattistica. La mostra di Sinaguglia Chi, come i fruitori potranno notare, è molto simile a un gioco pirotecnico che implode, cioè che tende al suo modo inverso. Nella sua espressione artistica è visibile a tutti, chiaramente musicale. Questi toni cromatici si pongono alla percezione davvero in modo musicale. Può apparire complesso dirigersi all'interno, perché stiamo parlando di un'attività pluriventennale, perché stiamo parlando di un artista che è architetto, ma che è anche un viaggiatore. Questa complessità si esprime in una molteplicità di linguaggi che, come dicevo all'inizio, fanno tutti riferimento a una musica cromatica e una implosione pirotecnica. Un incendio è divampato in un laboratorio di un bar nel centro di Aragona. Stando ad una prima ricostruzione, pare che la causa dell'incendio è da attribuire al malfunzionamento di un compressore. Sul posto i carabinieri della stazione di Aragona e i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno avviato le indagini e lavorato per spegnere le fiamme. Fortunatamente nessun ferito. Danni ingenti. Palazzo Zanca boccia la nuova Tari, una chiara sconfitta per l'amministrazione De Luca. Il Consiglio Comunale di Messina ha bocciato per la seconda volta il piano finanziario e le nuove tariffe che avrebbero portato aumenti sostanziosi nelle bollette dei messinesi. Inevitabile lo scontro politico. I dettagli nel servizio.
Il Consiglio Comunale di Messina, con 13 voti contrari, 11 a favore e un astenuto, ha bocciato la delibera Tari 2021. Quali saranno adesso le conseguenze della bocciatura della nuova delibera Tari? Un dato certo è che il sindaco Cateno De Luca non ha i numeri in Consiglio Comunale. Con la bocciatura non ci sarà inoltre un aumento dei costi per le famiglie messinesi. Bisognerà vedere però se sarà possibile garantire i servizi. Dopo la bocciatura della Tari in Consiglio Comunale, Messina Servizi e Comune iniziano a fare i conti su come poter rimodulare i servizi e le spese per la gestione dei rifiuti. Ho sentito dire che si è trattato di un atto politico contro l'amministrazione De Luca, non è assolutamente vero. È un atto, innanzitutto è la seconda bocciatura, quindi è una risposta all'atto di protervia dell'amministrazione De Luca, che ha ripresentato identica una delibera che è stata bocciata anche quindi in barba alle regole diciamo del rispetto degli organi istituzionali che avevano già preso una decisione. Questa decisione è stata confermata, ma non è stata confermata per un dato esclusivamente politico, ma nella sostanza. Avevamo fatto tante richieste che sono rimaste come dire inevase, richieste di chiarimenti tecnici, perché ci è stato detto e ci è stata ripetuta sempre la solita solfa che erano aumenti dovuti per legge. Questi aumenti dovuti per legge noi li abbiamo verificati, abbiamo verificato le delibere ARERA che invece richiedevano insomma una sorta di calmiere degli aumenti che non poteva superare il 6,6% per il 2021. Invece noi abbiamo sfiorato il 10%, abbiamo chiesto se ci potevano essere profili di come dire, in qualche modo incompatibilità fra l'organo, l'ente che avrebbe dovuto revisionare il PEF con la Messina Servizi, non abbiamo avuto risposta. Abbiamo detto e ci siamo fatti rappresentanti dei cittadini che hanno un servizio di spazzamento totalmente inesistente, la gestione del verde pubblico, idem. Allora ognuno può scaricare il barile dove vuole. Noi abbiamo intanto per legge la tariffa è quella precedente, quindi c'è un piano Tari che è intorno ai 45 milioni di euro, che non sono bruscolini. Come si è fatto l'anno scorso si continuerà a fare quest'anno. Se la raccolta porta a porta insomma, non è stata organizzata in maniera tale da poter garantire un servizio efficiente per la città, bisogna rimodulare, ma io credo che più che responsabilità del Consiglio Comunale, che certamente non ne ha, c'è la responsabilità di chi gestisce questa azienda, che vadano a vedere dove il servizio non funziona, perché non funziona. Dico, i soldi che hanno a disposizione sono circa 45 milioni di euro, che non sono sicuramente pochi. Lo scaricabarile non interessa ai cittadini, i cittadini vogliono pagare tutti e vogliono un servizio adeguato alla tariffa che pagano. Evidentemente coloro che hanno bocciato il piano l'hanno bocciato solo per una questione meramente politica e non nel merito, solo per un problema di sindacatura. Quindi ce l'hanno con De Luca e bocciano la delibera, solo questo, io do questa chiave di lettura solamente. I danni si vedranno in questi giorni. Se non ci fosse stato il subentro di una norma nazionale non ci sarebbe stato nessun aumento. Purtroppo una norma nazionale ha previsto che i costi per la manutenzione delle discariche ordinarie e straordinarie devono essere sulla tariffa, pagati dalla tariffa, quindi dai cittadini, non più sul bilancio come era l'anno scorso. Ha previsto che eventuali crediti da parte di soggetti che purtroppo non pagano o evasori devono essere pagati dalla tariffa, quindi da tutti i nostri concittadini, per cui questa somma ammonta a circa al 9%, 9,90, quindi se non ci fosse stata questa norma e queste somme sarebbero state caricate sui bilanci dell'amministrazione non ci sarebbe stato alcun aumento. È chiaro però, quando si parte con la raccolta differenziata ci sono molte spese che bisogna fare di investimento. Ricordo che sono state fatte 12 milioni di spese di investimento per avviare la differenziata. Ricordo anche che Palermo e Catania avranno un aumento del 14-15% medio pur non facendo la differenziata. Quindi là probabilmente vedremo le due amministrazioni di coloratura politica di centrodestra e centrosinistra se voteranno il PEF 2021. Questo lo valuteremo in questi giorni. Le notizie ancora non sono state approvate comunque. Scopre Tresca tra futura moglie e testimone nel catanese matrimonio Salta a 24 ore dalla cerimonia. C'è il servizio.
Era tutto pronto da mesi, la chiesa, il fioraio, il fotografo, gli invitati, il locale, i testimoni, le fedi, il giorno e l'ora del lieto evento, saltato 24 ore prima della cerimonia nuziale a causa di una tresca d'amore della sposa, a quanto pare con uno dei testimoni, scoperta per caso dal futuro marito, con conseguenze dolorose. Il matrimonio annullato poche ore prima del fatidico sì. Circa 150 gli invitati informati telefonicamente da una parente del mancato sposo, immaginiamo non senza un certo imbarazzo, la stessa che ha avuto l'ingrato compito di comunicare al segretario della Basilica di San Sebastiano di Aceriale l'accaduto, il quale dal canto suo aveva compreso che qualcosa non andava quando all'orario concordato il fioraio che avrebbe dovuto addobbare la chiesa non si era presentato all'appuntamento. La coppia scoppiata è residente a Catania e aveva scelto la bellissima basilica barocca di Aceriale per unirsi in matrimonio dopo alcuni anni di fidanzamento e la promessa di amore eterno finito nel peggiore dei modi, con note boccaccesche. Uno degli invitati, di cui non svegliamo l'identità per ovvie ragioni, ci ha riferito i particolari più piccanti di un amore finito malamente e del matrimonio cancellato, in quanto la lei in questione aveva allacciato una relazione sentimentale con uno dei testimoni, amico intimo del fidanzato, al danno la beffa. La fedifraga e il mancato testimone di nozze sarebbero stati sorpresi dal fidanzato, mancato marito, ad amoreggiare, tanto che ne sarebbe scaturita una violenta lite, prima verbale, precipitata in un violento scontro fisico. Teatro della zuffa, uno stabilimento balneare del capoluogo etneo sotto gli occhi di centinaia di avventori. Tra il tradito e il traditore, la fidanzata che vistasi scoperta non ha potuto fare altro che confessare il suo vero amore per l'amico del mancato sposo. Non sono mancati momenti di tensione tra i due nuclei familiari che adesso dovranno trovare l'accordo sulle spese affrontate e si tratta di svariate migliaia di euro come la luna di miele alle Maldive pagata e annullata. Bocche cucite in basilica, il parroco Don Vittorio Rocca con diplomazia curiale commenta così. No, certamente nel momento in cui non si è presentato nessuno il matrimonio non è stato celebrato. Qualcuno vi ha informato della famiglia? No, non abbiamo avuto nessuna informazione. Anche i comuni del Niceto sognano l'aeroporto, vediamo. Si sogna ancora la realizzazione di un aeroporto nel Messinese. A lanciare nuovamente l'idea, accarezzata per decenni dal territorio e mai concretizzata, è Lucia Pinzone, presidente di Vox Populi. Nel corso di un incontro pubblico svoltosi nel fine settimana a San Pierniceto è stata evidenziata la possibilità di realizzare l'opera nella Valle del Niceto tra Messina e Milazzo. L'aeroporto costerà circa 300 milioni di euro e registrerà un traffico stimato di 1.400.000 passeggeri l'anno. Sul progetto è stato evidenziato, convergono le volontà dei comuni di San Pierniceto, Pace del Mele e San Giorgio Monforte, che hanno già firmato le delibere di concessione dei siti. A conclusione di un lavoro di anni abbiamo finalmente superato il primo step, quello di mettere d'accordo tutte le parti in causa, dichiara Lucia Pinzone, presidente di Vox Populi. Infatti, alla disponibilità dei sindaci del comprensorio si aggiunge quella di Air Malta, che farà dell'aeroporto del Niceto lo scalo privilegiato in Sicilia, e soprattutto quella di 2 fondi statunitensi che ufficializzeremo dopo la firma dei protocolli d'intesa, istituendo un tavolo tecnico, e proprio in queste ore stiamo ricevendo e valutando comunicazioni di interesse da parte di altri fondi privati. Non è stato facile, prosegue Pinzone, ma l'impegno di tutti hanno consentito di raggiungere questo primo risultato, a dispetto della noncuranza mostrata nei decenni scorsi dalle deputazioni messinesi che si sono succedute e che inspiegabilmente hanno ignorato le esigenze di una provincia tagliata fuori dal sistema dei trasporti siciliano. La scelta del territorio non è casuale o dettata dal campanilismo, spiega Carmelo Di Bartola, l'ingegnere estensore del progetto e anima del coordinamento Comitati Territoriali per l'aeroporto della provincia di Messina. Il sito individuato si trova quasi al centro della tratta autostradale compresa tra Tusa e Giardini Naxos e i suoi raggi di influenza comprendono Cefalù e Taormina, rendendolo perfettamente funzionale alle esigenze dei circa 627.000 abitanti della provincia di Messina, ma anche dei siciliani e dei turisti che si trovano distanti dagli scali di Palermo e Catania. Intorno all'aeroporto, secondo i promotori dell'iniziativa, nascerà una cittadella aeroportuale dotata di tutte le infrastrutture necessarie ad incentivare l'export della produzione siciliana dell'agricoltura, del florovivaismo, della pesca, dell'artigianato, soprattutto verso i mercati asiatici. Nei prossimi giorni, dichiarano Pinzone e Di Bartola, chiederemo incontri urgenti al Presidente della Regione, al Ministro dei Trasporti, all'ENAC e a tutte le autorità competenti per presentare il lavoro svolto fin qui e chiedere che finalmente
facciano la propria parte istituzionale nel rispetto di una così grande parte dei siciliani. Da decenni il territorio messinese sogna l'aeroporto, prima vi era l'idea di realizzarlo a Torrenova, poi tra Barcellona, Pozzodigotto e Milazzo. Adesso questo nuovo progetto, che al momento viene visto con scetticismo, per molti si tratta dell'ennesima trovata preelettorale. In attesa di realizzare il sogno sarebbe opportuno migliorare la rete autostradale e stradale e creare un collegamento tra la costa tirrenica e quella ionica, avvicinando di fatto l'aeroporto di Catania al territorio messinese e migliorando l'offerta turistica e i collegamenti commerciali tra le due aree del messinese. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Acragas Calcio lascia anche Castronovo, ex presidente dell'Acragas e dirigente negli ultimi anni. Quando ti innamori di qualcosa pensi, o meglio ti illudi, che questo legame duri per sempre. Purtroppo non è assolutamente così, scrive Castronovo, che prosegue: sono venute meno le condizioni per fare calcio ad Agrigento, ma a lasciare la società erano già stati Giancarlo Rosato e Salvatore Cottone. Il servizio di Carmelo Lentini. Terremoto in casa Acragas, dove negli ultimi giorni si sono succeduti degli scossoni significativi che potrebbero ridisegnare l'intera geografia societaria. Ma partiamo con ordine. Dopo un breve periodo di convalescenza, la presidente Sonia Giordano è ritornata in sede per riprogrammare la prossima stagione biancazzurra. Si è provveduto nel frattempo ad iscrivere il club al campionato d'eccellenza, scegliendo anche il nuovo allenatore nella figura di Pippo Romano e confermando alcuni giocatori della scorsa stagione e concludendo anche con l'ingaggio con alcuni nuovi. Sin qui tutto normale, ma negli ultimi giorni ecco arrivare la novità. Riunioni, incontri, infine la decisione finale di rivedere lo status societario in toto. Praticamente i soci di minoranza, Salvatore Bottone e Giancarlo Rosato, che detenevano complessivamente il 4% delle quote, si sono trovati costretti, si legge in una nota diramata dagli stessi interessati, a formalizzare il totale ed immediato disimpegno da ogni attività connessa alla gestione dell'attività sportiva dell'Acragas, rimettendo tutto nelle mani della dottoressa Giordano, ogni ulteriore determinazione e responsabilità del proseguo. Il perché è presto spiegato, sempre dagli stessi Bottone e Rosato. Infatti loro affermano: la dottoressa Giordano, un socio di maggioranza al 96%, intende proseguire autonomamente nella gestione della stagione sportiva 2021-2022 e quindi cedere la propria quota di partecipazione a soggetti terzi non meglio conosciuti che avrebbero manifestato interesse a rilevarla entro il giorno 2/8/2021, praticamente nella giornata di questo lunedì. La situazione è chiarissima e entro la giornata odierna l'Acragas dovrebbe cambiare pelle. Pronta la replica della Giordano, che rivolgendosi espressamente ai tifosi biancazzurri esterna sicurezza e fiducia nell'operazione. Questa invece è la breve nota della presidente biancazzurra. La presidente Sonia Giordano rassicura i tifosi che l'Acragas avrà un futuro roseo e con persone disposte ad investire ed aiutare economicamente il club. In arrivo vi sono anche nuovi e importanti sponsor. Entro questa settimana sarà indetta una conferenza stampa dove la presidente Sonia Giordano presenterà il nuovo assetto societario e nella quale sarà ristabilita la verità. E poi conclude dicendo: i tifosi dell'Acragas meritano sempre trasparenza e soprattutto verità che evidentemente non appartiene a tutti. Dunque sono momenti di grande fibrillazione nell'ambiente acragantino, ma anche di grande curiosità per conoscere i futuri soci biancazzurri e di conseguenza anche i piani di rilancio del club. Di certo sarà un'estate molto ma molto bollente. E Porto Empedocle ricorda il capitano dell'Empedoclina Calcio Marco Ferrera. La sua famiglia dona un defibrillatore. Tonino Butera. Una giornata importante, tutti al rinnovato stadio Collura per onorare Marco Ferrera. Siamo col fratello Gianluca. Gianluca, oggi la famiglia ha voluto donare un defibrillatore per questa nuova struttura. Sì, assolutamente. Il nostro primo pensiero, il nostro pensiero quotidiano va sempre a Marco.
e questo lo doniamo alla società e alla comunità di Porto Empedocle per ricordare Marco e tutto quello che Marco ha fatto sia per la città sia per la società per cui giocava, che è l'Empedoclina, per tutti gli anni. Ricordiamo sempre che i ragazzi volevano bene a Marco e lo ricordano sempre come il capitano Marco Ferrera, e quindi con questa piccola donazione, chiamiamola piccola, noi vogliamo ricordare Marco e ringraziare anche in un certo senso anche quello che la società e la città ha fatto anche per nostro fratello. Sindaco, un bel pomeriggio qua al rinnovato stadio Vincenzo Collura, perché la famiglia di Marco Ferrera, un grande capitano dell'Empedoclina, ha voluto donare un defibrillatore. Sono segnali importanti per noi in città. Certamente è un pomeriggio di grande emozione nel segno della memoria di questo grandissimo capitano dell'Empedoclina, indimenticato e indimenticabile, sempre nel nostro cuore, vivo e presente anche grazie proprio ai suoi genitori, al fratello, alla cognata e a tutti gli amici e coloro che lo ricordano. Noi lo riteniamo sempre presente qui, il suo spirito aleggia su questo stadio anche a proteggere i tanti giovani, gli amici, perché lui credeva fortemente nella gioventù, nel valore dello sport, dedicava tutto se stesso, quindi sempre col sorriso sulle labbra, e noi vogliamo ricordarlo e sorridere sempre con lui. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.